Ti conta avanti. Si parte sul campo 1. Sempre 5-4 il punteggio, avanti The Good, maglia nera. Prova dall'alcol, scadere dei secondi, alla fuori misura. Fatica, fatica. Vabbè, per forza, vai. È così. Bisogna soffrire. 5-4, un più 1 per chi attacca. Palla dentro, cerca l'anticipo, la prende però Alice da sotto che subisce fallo e andrà in lunetta. Alice Marannano. Grande Tona, sbaglia libero, rimbalzo per Fossani, va fuori ancora Abram, fuori blocco, arriva Ancilotti, lo prende Bianca, va su Bianca Abram e nuova parità, 5 pari. Ma siamo a grosso rischio supplementare sul campo 1. Balbo si butta dentro, Maddalena Balbo subisce il fallo e andrà in lunetta. Ancora situazione falli abbastanza sotto controllo da entrambe le parti. 4 della Toscana, 1 della Liguria. È iniziata intanto anche sul campo 2 la semifinale maschile tra Veneto e Marche. Segna Maddalena e dà il più 1 a The Good. Si butta dentro, arresto, tiro dalla linea della lunetta, sbaglia, rimbalzo per Lupo che poi esce in palleggio, Martina Lupo vuole l'1 contro 1, attacca con la mano destra, girata, va su, non c'è fallo, la palla resta lì, poi la dà fuori e palla persa. Attacca Ancilotti, cerca un fallo. Sbagliatori raga, adesso è il momento quello difficile. Questo è di più, è tuo. Vai l'attore proprio il suo. Come shaker io Davide. Shake and bake. Scadono i secondi, possesso The Good. Andiamo a fare il canestro da 2 che vale il più 3 per The Good in un momento decisivo della partita. Si prova a rispondere da 2 la Toscana, ovviamente ora dicono tenete palla, giocate quei secondi. 20 secondi, crossover, arresto, tiro da 2, forse per chiuderla. 16 secondi, palla ancora The Good, Alice da sotto, più 4 e questo pesa. Ci prova da 2, segna, tiene lì le sue, ancora Bianca Abram, meno 2, cerca giustamente il fallo, non c'è ancora bonus, quindi è possesso The Good. Meraviglioso, anche quegli appuntamenti, siete dei professionisti. Sono io che porto sicuramente così.
Bisogna giocare a mezzo gioco. 9-7 per chi attacca, ovviamente fallo immediato. È il sesto fallo questo, quindi dal prossimo saranno 2 liberi. Non ci sono gli altri. 9-7 e 2 liberi per Martina Lupo. Segna Martina, più 3, e questo mette la pietra su questa partita. Finisce qua Tegò Torino per la Liguria, approda alla finale scudetto dove affronterà la Lombardia. Un applauso anche alle ragazze toscane che hanno dato battaglia fino alla fine e riescono onorevolmente. Si giocheranno la finale terzo e quarto posto. Brent, non fare danni. Hai capito che non mi passa sotto? Tanto è iniziata la finale. Ma tutti bianchi sono, ragazzi, abbiamo un problema con le maglie. You scared motherfuckers don't wanna bring a gun. You just spend all your time in the club trying to jump us. And if you walk by, nigga, from your ass, you come trying, nigga. In the hood, all the way down south. I ain't Mike Jones, keep my name out your mouth, bitch. We can get it crackin', nigga. We can Dai ragazzi che non è finita, forza! And when you get that blow up, and then you throw up when you realize your favorite rapper ain't got no nigga. Scared motherfucker, go to church. If you a blood motherfucker, who you hurt? You a damn motherfucker, put in work, put in work. You a crazy motherfucker, go to circuit. You a scared motherfucker, go to church. You a gun motherfucker, who you hurt? You a damn motherfucker, put in work, put in work. You a crazy motherfucker, go to circuit. È andata bene, sì. Abbiamo fatto il finale. Non dovevamo, però è andata bene anche noi quinti. Il finale parliamo perché dobbiamo nemmeno essere lì, erano un po' Anzi, Dogallazzi sta tirando fuori delle chicche qua, e la metà bastano. Intanto siamo 11-6 sul campo 2 tra Veneto e Marche. solo con un amico. Grotto farà dentro per Teo che segna da sotto 12-6. La risposta dei marchigiani che ci provano. Al Veneto fisicamente è devastante. Laur spara da fuori, Luca Panighel realizza. Va a rispondere, poi azione, frustrazione per i partigiani. Tanto sta per iniziare la gara anche sul campo 1. Adesso perché questo discorso che sta facendo Eno è serio. Ho scelto di lasciare la recitazione. Ma di grande stile, grande stile, maestro.
i grandi repressivi Gallazzi, è lui. È partita intanto sul campo 1 la seconda semifinale tra Nollo Got Toscana in maglia bianca e Elite Lombardia in maglia blu. Palla subito da fuori, non trova canestro, viene sulla linea e palla. Ah no, flusso tocco, palla Toscana. Paoli va dentro, bella palla, errore però di Calvi. Risponde e segna Cervino. Butta dentro Marchionneschi ma sbaglia, palla fuori allora Paoli da 2. Paoli è parente dei gemelli Paoli o non c'entra niente con i gemelli Paoli? Non c'entra nulla. Quanti Paoli ci saranno in Toscana? 8 milioni più o meno. Attacca il ferro, sta per andare a schiacciare. Dicevo Mazzarulli. Calvi va fuori, ancora per Paoli, si attacca ma fino a ferro, errore. Recupero però dei toscani, ancora con Calvi che ci prova dall'arco. Rimbalzo Lombardia. Rimbalzo, va fuori ancora Cervino a 2 punti. Mattia Cervino segna dall'arco. Lombardia 4, Toscana 0. Partenza opposta dei lombardi rispetto alla partita precedente, quasi in finale. Hai cambio benissimo. Isco, benissimo, hai cambio. Scusate ragazzi, era un'esigenza scenica, devo fare come Peppe Pellegrino. Wow! Mamma mia, io mai attore proprio, 4-0 sempre per la Lombardia. Va dentro Mattera o Mattera, non so dove sta l'accento. Mattera o Mattera? Mattera? Poteva essere anche Mattera. No, aggiungiamo noi. Butta dentro e segna appoggiando al vetro, 5-1. Mazzarulli va su, sbaglia, prende l'imbalzo, si fa largo, palla fuori. Cervino cerca di tenere il campo, ma la palla è già fuori.